siccome lui vuole essere presente in aula e fare dichiarazioni sulla sua posizione, difendersi. Qualcuno a Roma lo ha ascoltato e il presidente di turno della Camera, Simone Baldelli, poco fa ha annunciato lo slittamento del dibattito sulla richiesta di arresto di Giancarlo Galan. Galan è ricoverato in ospedale. L'USL 17 ha confermato che sono in corso accertamenti e terapie per le complicanze circolatorie dovute a una frattura alla gamba. È quindi impossibilitato ad intervenire alla seduta che era prevista per domani, come invece sarebbe stato intenzionato a fare in sede di discussione sulla domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere che lo riguarda. Viste le motivazioni della richiesta, ha spiegato Baldelli, l'esame viene rinviato a giovedì 17 luglio alle ore 11, garantendo così comunque l'esigenza di una tempestiva risposta della Camera alla richiesta dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo, i suoi legali presenteranno la documentazione sanitaria con una consulenza medico-legale per chiedere invece dell'arresto la custodia cautelare ai domiciliari. Chiederemo la conversione della misura. Riteniamo poi insomma, che questa storia del carcere a ogni costo insomma, sia un po' superata. La parola spetta a Montecitorio, dove però tirano venti non propizi per l'ex governatore veneto. Anche chi ha la posizione più garantista dice che è ora di una svolta. Noi dobbiamo voltare pagina quando però quella pagina è scritta nella verità. Noi abbiamo bisogno di verità, di certezze, però anche di superare un'era. Rispetto a quella che è stata la fase del governo di Giancarlo Galan, che è durata 15 anni, adesso c'è un nuovo governatore. La responsabilità penale è personale. E poi ci saranno le indagini che accerteranno se e chi è responsabile di cosa. Con la sua fondazione Ricostruiamo il Paese, proprio Tosi riunisce le frange del centrodestra per avviare un vero processo di rinnovamento. Dopo 20 anni di leadership di Berlusconi, che adesso è oggettivamente superata, è qualche anno che è superata, si deve appunto ricostruirlo per non perdere le elezioni in maniera sistematica. Su tutto però resta l'obbligatorietà di nuove norme anticorruzione. Chi ha rubato deve andare a casa per sempre e non può più avere posizioni di governo di nessun tipo. Non come in Italia, che spesso dopo qualche mese o dopo qualche anno si riciclano e tornano a gestire il potere come niente fosse.